Le minoranze linguistiche e culturali del Veneto hanno un nuovo, fortissimo alleato. Il Consiglio regionale ha varato una nuova legge di tutela delle minoranze linguistiche, compresa quella cimbra, le cui radici hanno plasmato in modo indelebile l'altopiano dei 7 comuni. Ma non sono tutte rose e fiori. Una legge che contiene tutto, cioè molto ampia, fatta molto bene, molto bella, però un po' come fumo, arrosto e fumo, insomma. Tanto fumo, poco arrosto. In poche parole, non ha stanziamenti sufficienti, solo per capirci, per tutta l'area della cimbra del Veneto, quindi Cansiglio, Lessinia e l'Altopiano, lo stanziamento è pari a quello che Trento dà al solo comune, alla comunità di Luserna. Dal territorio arriveranno quindi alla Regione richieste di una dotazione economica più importante in sede di assestamento di bilancio oppure nel bilancio dell'anno prossimo. Comunque, nonostante l'unità culturale e storica, la montagna veneta e l'altopiano non fa certo eccezione, sta combattendo una battaglia difficilissima contro il male ormai endemico dello spopolamento. Il secondo tema è quello del vivere in montagna. A me sembra che stia mancando da qualche anno quella che è l'attenzione alla tematica della politica ai problemi della montagna, lo spopolamento della montagna che continua. Dopo il fallimento del sistema delle comunità montane e delle unioni fra comuni di montagna, è quindi necessario ripensare o pensare ex novo un soggetto in grado di rispondere alle esigenze delle aree di montagna. Sarebbe da ripensare a un soggetto istituzionale che si occupa localmente della montagna, quindi le comunità, riprendere le comunità montane, cambiamo nome perché la politica non piace magari il nome comunità montane, li chiameremo distretto, ma rifacciamo le aree veramente montane, non mezza montagna e mezza pianura, ecco. E su queste creiamo degli interventi.